via del muro, lasciate nel... Bene. Vedi da zeno, parli da zeno. Come stai? Ma guarda che a Genova pioveva. A Genova pioveva, poi mi sono asciugato qui un giorno. Ma piove bene. Adesso... Io l'avrei detto. Non si può entrare o un gioco? No, questa... Siamo un limbo, diciamo. Va bene, di non perdere questa occasione di ritrovarci insieme, anche se magari crescendo, specialmente quelli che poi faranno il liceo, diventano uno comincia, ma forse già da meno, comincia a incontrare ragazzi che frequentano meno la chiesa. Io devo dire la verità, io sono entrato in seminario magari al liceo, dopo l'università, però da giovane alla nostra età un po' frequentavo la parrocchia, un po' facevo lo scout, un po' facevo il chierietto, un po' giocavo con quei ragazzini della CR e ringrazio il Signore che non mi sono mai allontanato dalla parola. Perfetti, sono le persone più simpatiche dell'universo, non ci si annoia mai, però qualche volta magari siamo un po' curiosi, un po' ripetitivi, poi le preghiere sono sempre un po' la stessa roba, ma un po' è vero, e quindi bisognerebbe vedere dietro quelle cose anche, che magari un po' ci sono, però quello che c'è di grande, che è il ritrovarci insieme e poi l'amore di Dio legato a... C'è una scuola adesso, non so se la conoscete, una scuola paritaria dei fratelli maristi, si chiama Champagnat, è verso il mare, ma non so, potreste anche non conoscere. Comunque, dato che è guidata da alcuni diciamo, religiosi, non sono religiosi, ogni tanto li chiamavano per andare a confessare queste strane cose che è il sacramento della confessione, bellissimo, meno male che esiste. Andare a confessare, forse era sotto Natale. E la prima volta che ero, forse no, comunque, la prima volta sono arrivato lì e ho cominciato, quindi c'erano le lezioni, volevo iniziare a confessare. Ora magari lo facevo anche per saltare la scuola, questo, chi voleva confessare, bene così. Però sono andato a confessare tutta la mattina. Erano circa 5 classi di liceo, 78 ragazzi, non lo ricordo ancora adesso. Sono venuti a confessarsi 56. Tanto. Davanti non sono riuscito in una mattina, forse perché qualcuno c'era il compito in classe e ci hanno detto puoi venire anche domani, ma sono andato 2 giorni insieme, 56 persone. Me lo ricorderò per tutta la vita perché molti di loro mi hanno detto questa cosa a proposito della messa domenicale. Guarda, no, quindi i ragazzi della prima, la quinta vicino, tanto. Ora, prima scherzavo, lo facevano per saltare l'interrogazione, ma anche no, ma anche forse va bene così. Però poi dopo, quando uno è lì, in genere voi sapete cosa, certe domeniche non vanno a messa, perché sono stanco, perché sabato sera, quindi la domenica non posso smaltire la porta, sono tornato tardi, i miei amici non ci vanno, però quando ci vanno sto bene. Guardate che bella questa risposta detta da un ragazzo.
anch'io non sono vestito abbastanza. Vorrei che la prossima volta verrò vestito di rosso con la Bibbia magari mi seguito. E allora, grazie di cuore.